Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Rovigo. Oggi siamo in un posto particolare, nel cimitero della città di Rovigo, perché qui è sepolto Antonio Bisaglia. Ed oggi lo vogliamo ricordare, Antonio Bisaglia appunto. Per capire chi era abbiamo un ospite che l'ha conosciuto bene, Renzo Marangon, che di Bisaglia è stato segretario ed amico. Bisaglia decisamente ha fatto molto nella sua posizione di cavallo di razza, come lo definiva Fanfani, ha fatto molto per il Polesine, e l'opera che sicuramente ha inciso di più per il territorio del Delta, che Bisaglia ha voluto fortemente, è stata la centrale Enel di Polesine Camerini. La centrale fu volano per la rinascita di questo territorio e la sua costruzione riuscì a fermare l'emorragia della migrazione della popolazione e portò lavoro e benessere per tutto il Polesine. In che anno è morto Antonio Bisaglia? È morto il 24 giugno del 1984. Quindi sono quasi 40 anni. Quasi 40 anni. Qua siamo davanti alla tomba di Antonio Bisaglia. Sì. Cioè, tu che l'hai conosciuto molto bene, cosa ha rappresentato per la nostra provincia, per lo sviluppo della nostra provincia Bisaglia? Ha rappresentato un punto eccezionale. Bisaglia aveva fatto rapidamente una grande carriera a Roma grazie alla sua straordinaria capacità di relazione nel Veneto. È diventato ministro, un gran capo della democrazia cristiana, punto di riferimento però per molte categorie, molte persone, milioni di persone, però di tutto il Veneto, anche se per lui i problemi di Rovigo erano fondamentali, erano importantissimi, li metteva sempre, se possibile, al primo posto. Fu quello che fece partire l'area industriale, ma Bisaglia fondò il consorzio di sviluppo. Bisaglia però può essere ricordato nella nostra provincia soprattutto perché oggi in questi giorni noi celebriamo il 70° anniversario dell'alluvione del 1951 e in quegli anni emerse come per tantissimi anni, da sempre lo Stato non si era assolutamente curato delle parti più povere del nord che si stava avviando all'industrializzazione. Se non ci fosse, perché viene ricordato per la centrale di Polesine Camerini? Soprattutto perché le massicce estrazioni di metano negli anni 50 hanno portato al bradisismo e quell'area con l'alluvione del 51, ma soprattutto dopo, perse il 33% della popolazione. L'arrivo della centrale determinò l'inversione di tendenza. Noi eravamo addirittura più poveri delle parti più povere della Calabria e quindi stiamo sempre parlando ovviamente sì, degli anni 50 e 60 e quindi il suo ruolo da sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri determinò la possibilità di indicare un luogo dove poter mettere un impianto industriale che per poterlo mettere in sicurezza lo Stato mise in sicurezza anche tutto il delta del Po e l'intera provincia di Rovigo. Ecco, c'è in questo momento una revisione della Prima Repubblica, anzi c'è molto spesso un rimpianto della Prima Repubblica. Pare anche a me, sì. Pare anche a me, sì. Parlando di Bisaglia e di quella generazione, qual era il difetto di quella generazione di politici? E in seconda battuta, qual era il difetto più grande di Bisaglia? Beh, sai, adesso io non sono molto obiettivo per trovare un difetto in Antonio Bisaglia, forse il fatto che era alla fine una persona molto introversa, in chi non lo ha conosciuto, alla fine Bisaglia era un timido e come tutte le persone timide reagiva con un pochino di aggressività agli attacchi. Ma il difetto era quello di non avere una visione d'insieme della politica legata all'economia, perché era ancora molto diviso il mondo di quegli anni, diviso nel senso che c'erano i due blocchi, ma è un difetto che leggiamo oggi noi 50 anni dopo, allora assolutamente non lo era. Ecco, sono passati circa 40 anni dalla morte di Bisaglia, 1984 mi dicevi tu prima. Quali altri politici hanno preso magari momentaneamente il testimone di Bisaglia? Beh, nel Veneto... No, a Rovigo, visto che siamo rovigocentrici... Rovigo, il posto che aveva Bisaglia non è stato preso da nessuno.
perché la dimensione nazionale, regionale, nazionale del personaggio, della persona, era tale che qualsiasi esempio è velleitario. Parlando di complottismo, tu hai mai avuto il sospetto che ci fosse qualcosa Ma non esiste. sulla sua morte? No, No. Questo, visto che era una domanda che ti dovevo fare. Hai ragione, lo hanno detto in tanti, continuano a dirlo, ma sai, l'unica vera ragione che porta tanta gente a pensare questo è che non lo hanno visto nella bara. E perché non lo hanno visto? Perché immediatamente, tu sai che quando c'è un funerale, la salma viene messa nella bara, poi la bara viene chiusa e non viene più aperta, nel senso che il trasporto avviene a bara chiusa. Siccome Bisaglia fu trasferito durante la notte in aereo il giorno della morte, e quindi non fu più aperta, quindi in tanti non si sono insospettiti, ma gli è rimasta questa preoccupazione. In realtà la mia personale opinione è che sembrava impossibile che una persona così forte politicamente e anche umanamente come Tony Bisaglia morisse in modo così improvviso e in quel modo, cioè annegato nello specchio d'acqua di Santa Margherita Ligure.